Tutti facciamo parte, siamo nell'arco di 25 km che partono da Brda, poi il Coglio. Brda non è altro che il Coglio tradotto in sloveno, si trova nella parte slovena del Coglio, diciamo così. Io del Coglio, diciamo in italiano, che sono 300 metri dal confine, un russello ci ha separati all'epoca, ma va bene così, è passata anche questa. Poi c'è Valtremeschi che a Vipava, che poi è subito dopo Gorizia, sulle prime colline, poi c'è questa pianura delle colline, no? Prima comunque un'altra zona viticola, no? Caratteristiche un po' diverse, anche se la terra è molto simile del Coglio, questa marna, queste terre marine, diciamo, no? Che vengono, Alex dice ex mare, no? Ex mare significa che poi sono state spinte dai vari ghiacciai comunque a formare il nostro suolo, che è molto minerale. Quando lavori in una certa situazione, in una certa maniera, quando non gli dai il concime, le piante sopra, ma lasci che vadano a cercarselo un po' da sole. E poi c'è Ciotar, che poi è la parte molto differente, che è il Carso, della zona di Trieste, poi anche lui in Slovenia. Il Carso è molto famoso per questa terra rossa, per cui i vini molto più difficili, cioè viticoltura è molto più difficile, molto più impegnativa. Loro hanno uno strato molto scarso di terra da lavorare, per cui spesso bisogna portare la terra dalle duline, che sono le valli dove si è portata dalle piogge, e i vini differenti, no? Anche tipologia, loro hanno la Vito Scalamosia, il Terrano, che viene un po' solo da loro, no? Tutte e quattro le aziende sono certificate biologico, che non vuol dire niente, se non che, visto che lavoriamo così, facciamo anche questo. Il certificare biologico significa fare biologico il vigneto, ma non significa poi fare il vino sano, no? L'importante è di quello che è il seguito del biologico, fare il vino naturale in cantina, no? Per cui un po' le nostre idee, un po' ci conosciamo, un po' Alex ha cominciato a spingere a formare questo gruppo, e siamo messi un po' a parlarne, a vedere chi siamo, cosa vogliamo fare e cosa faremo, e abbiamo deciso di formare questo gruppo dal notaio in Slovenia, per cui è una cosa abbastanza reale, insomma, non una cosa buttata lì da idea, insomma, no? L'importanza di questo gruppo è anche perché poi spesso noi siamo un po' orsi, no? Uno lavora nella sua azienda, gli parte un po' l'idea di fare, poi si perde e così via, invece qua c'è molto confronto tra di noi, no? Abbiamo creato delle regole ben precise, non sono regole che si va in galera, però il vino va fatto così e così, la vinificazione così e così, per cui sì, una cosa abbastanza seria, se vogliamo dire, no? La cosa importante è poi questo confronto che abbiamo, di cui ne parliamo spesso. Pensiamo di essere arrivati a un livello che questo vino è un vino sano, sì, ma non è finita qua, no? Bisogna studiare, bisogna farlo magari a volte meno velato o qualcosa, è una partenza di un lavoro che andrà poi da qua in futuro, diciamo. La crisi permettendo, perché anche noi siamo lì, ognuno con la sua mattina costruita, ognuno con i suoi debiti e così via, no? da pagare, quello che è molto importante. Adesso tenere i piedi per terra e resistere a questa ondata di crisi, tra virgolette, no? Molto, io dico molto una crisi molto di testa, no? Perché poi quando c'era la crisi la gente andava fuori a bere, perché poi andava fuori a bere, trovavano le idee, facevano le proteste e in qualche maniera poi veniva fuori il casino. Adesso non c'è la gente, almeno da noi la gente non va fuori, è crisi, tutti stanno a casa, anche in Spizia che il vino costa 80 centesimi per bicchiere, quello te lo puoi permettere, no? La gente è davanti alla TV, o così, quello io penso che sia un male, non un bene, no? Adesso era il momento invece di andare fuori e gridare qualcosa, no? Se hai tempo di gridare. Allora, questo è zona Adeto, diciamo 15 minuti sopra Trieste, vicino al mare, 5 km, Kras si chiama, no? Zona. Vituska è del 2007, era raccolta, dopo era macinata in tine aperte, 2-3 giorni sulle bucce, pressata, e dopo è andata in botti da 2000 litri già usate, 2 anni e mezzo, 3 anni dentro, e dopo in bottiglia. Se no Vituska, diciamo, è un vitigno proprio autoctono di nostra zona lì. So 100 anni fa era più larva
era da Trieste, diciamo Carso, Vipava e Brda, adesso è più o meno solo in Cras. Così diciamo siamo in 10 produttori che lo facciamo. 7-8 sono in parte italiana, 3-4 siamo in parte slovena. Sì, se no ha detto già un collega di Carso che è una terra rossa con tanto ferro dentro, che si porta che poca, è solo roccia e poca terra si porta da queste doline come si faceva anche da prima, no? Dopo si lascia, non so, 3-4 anni, si mette erba e queste robe e dopo si piantano le viti. Diciamo che poi anche su Carso il problema è un po' dei primi anni della crescita della pianta e la siccità, quando la radice non è ancora affondato e la pianta non ha ancora affondato le radici in profondità, spesso i primi 3 anni è un po' un problema, no? Perché non c'è nessun impianto di irrigazione né niente, per cui un po' si fatica. Una volta poi che le viti diventano più vecchie, più in là, poi cominciano a entrare anche in questa pietra, comunque c'è un po' di umidità e riescono, come da noi, a sopravvivere, cioè a fare anche un buon prodotto. Diciamo, no? In caso è una zona molto ventilata e con poca terra, per quando piove, spesso col vento poi si perde anche quel poco di umidità, per cui se non va la pianta sotto a cercarsi le cose, però quando vai sotto senti il mare nel vino, perché significa che è andata a cercarsi un po' quello che c'è sotto terra. Da noi è uguale, però abbiamo questi strati di marna che poi quando fai scavi trovi le radici 6-7 metri sotto terra e addirittura trovi non le radici più rotonde ma piatte, si appiattiscono in maniera di poter entrare a cercarsi nelle fughe. E in mezzo a questi strati di marna c'è sempre comunque il millimetro, 2 millimetri di argilla che comunque è sempre bagnata, per cui un po' se ne fregano le piante, sì. Diciamo che poi questi vini sono un po' così, no? Spesso ci chiedono quanto dureranno e così via, no? Quando escono chiaramente sono un po' ancora giovani, poi prendono la maturazione giusta, però in realtà non sappiamo quanto, perché se vuoi un vino poi senza solfiti o con pochissimi solfiti, no? Ne mettiamo un po', tanto che poi a volte si spedisce qualche cartone in Giappone e così via, un po' di protezione almeno per il tragitto, bisogna che ci sia, no? Andiamo, non so, io personalmente vado con 10 di libra, anche non guardi quanto vale, se fai un'unica aggiunta per il aumento hai 20 di totale, che poi ho 25, che è il 10% di quello che è messo della legge. Sappiamo tutti che quello già di per sé un vino in fermentazione può sviluppare fino a 15 o anche di più di solfiti, per cui siamo al limite del naturale, diciamo, però su quelle dosi lì non ti fa almeno il mal di testa. C'è qualcuno che comunque è allergico ai solfiti, però non esiste forse il vino senza. No? Allora, il secondo vino è il Chardonnay 2006, è un Chardonnay, gli altri hanno portato sempre portiamo qualcosa di diverso, no? Possiamo anche portare a tutti quanti la Rivola o Rivola gialla, come si chiama, però facciamo un po' una volta così, una volta così. Ecco questo qua. È un vitigno piantato in 81, che è nominato come Pinot, hanno detto il Pinot maggiorato in quel tempo lì, che non si sapeva neanche, è stata una confusione completa di Chardonnay, e dopo poco col tempo ci siamo accorti tutti quanti che questo qua è un Chardonnay, no? Che è diverso, anche il foglio è diverso dai 3 Pinot che ci sono. Allora, questo è il 2006, noi facciamo la vendemmia quando uva matura, le mettiamo dopo, si piccia, le mettiamo in tini aperti per un paio di giorni, 3-4 giorni, e dopo si mette in pressa e va direttamente sulle botti di legno dove va avanti con la fermentazione. Non si controlla la temperatura. Tante volte avevo in cantina anche le domande su qualcuno che ha imparato di fare il controllo. Questo qua significa raffreddare, perché mi ha detto ma sai che ti bruciano gli aromi tutto quanto? Mi ha detto e come fai tu? Ma io li raffreddo a 8-9 gradi. Io ho detto così, per me un mosto appena che l'ho pigiato così è come un piccolo bambino. Ho detto se tu hai bambini, sì, io. Allora che cosa l'avete fatto col bambino appena nato? L'avete messo in frigo o l'avete messo con la mamma al caldo? Io penso che ogni cosa che vede nata all'inizio ha un bisogno di amore, di un caldo e così. Dopo quando cresce un giorno si lava le mani e va.
È così, io la vedo così, che tutte le cose sono collegate e dobbiamo pensare in questo modo qua, che tutto è collegato. Allora, se noi funzioniamo così, quando si vede la pianta, funziona alla stessa maniera, ogni cosa nasce, fa la sua pubertà, cresce, matura e dopo un certo momento fa la sua fine materiale, che qua io lo vedo anche il vino così, no? E così le domande, delle volte si chiede quanto durano i vini, possono durare, non so, 15-20 anni, magari di più, però a un certo momento viene che anche fa la sua fine, e questa è una cosa normale su questo mondo qua. E dopo questo Chardonnay, quando viene lasciato 2 anni nella botte, dopo 2 anni viene imbottigliato, come tutti i nostri vini bianchi. Dopo 2 anni, con l'unica cosa che si usa in questo periodo è un po' di solforosa e dopo aspetta ancora altri 2 anni prima di cominciare la vendita. Le annate sono diverse, sul tavolo abbiamo anche un Chardonnay 2007, se la assaggeremo è una cosa diversa, però con il stesso lavoro in vigna e anche in cantina. Così più o meno questo del vino. Quello che diceva prima Franco, che ha spiegato molto bene perché ci siamo messi insieme così, dobbiamo dire ancora un'altra cosa, il lavoro in vigna, no? Perché noi abbiamo, con le nostre regole, abbiamo detto sì, per il lavoro in vigna si accettano le regole dell'agricoltura biologica, che in questo momento secondo noi ancora funziona bene. Invece le regole fino a un paio di giorni fa non esistevano ancora per il vino biologico e cantina. Significa qualche settimana fa la regola è stata accettata dalla Commissione Europea, non è ancora fuori, ma sarà fuori tra, non so, qualche mese. Però il compromesso che hanno fatto non mi piace e non mi piaceva ancora prima. Io ho fatto parte anche con il nostro Ministero, ho fatto le mie spiegazioni perché queste cose non vanno, non li vedo così come li hanno spiegati, specialmente la parte nord dell'Europa. E devo dire che l'anno scorso Slovenia e Italia sono stati due unici paesi in Europa che siamo stati d'accordo di diminuire la solforosa a metà. Italia e Slovenia, va bene? Tutti gli altri a nord non si deve ottenere magari quasi a pieno tutti i filtraggi, anche i chips e così. Qualcosa ora hanno diminuito, però non tanto. Allora, questo è un compromesso, no? Perché conosciamo bene il termine organic wine o natural wine che si usa nel mondo anglosassone. Organic wine significa che i vini provengono dalle vigne dell'agricoltura biologica, in cantina invece si fa quello che si fa magari con l'energia moderna. Invece con natural wine significa i vini, che anche i vini sono anche in cantina, viene sempre fatto il lavoro che rispetta le leggi naturali. Per quanto riguarda noi nel nostro piccolo coglio, lì la ribolla gialla c'è stata un po' così sputanata, si può dire la parola, no? Perché poi all'epoca era il vinello da pesce, no? Il vinello da pesce. Diciamo che fino all'86 non era neanche entrata nella DOC disciplinare, perché veniva usata nel taglio del coglio coriziano col tokai e con la malvasia, e se no era usata spesso dai produttori per colmare le vasche, sai, perché era un vino abbastanza neutro, fatto in una certa maniera, un vitigno che produce molto e così via. Presa in mano da produttori che conosciamo tutti, i nomi eccellenti, che hanno cominciato a lavorare, e devi dire grazie a queste persone. Abbiamo visto che dalla ribolla si può fare qualcosa di meraviglioso, però devi stare molto attento perché è un vitigno che non puoi prendere in giro, significa che non puoi metterlo dove vuoi in azienda, cioè devi avere un'esposizione al sud, collina alta, e poi la produzione bassa, i erbimenti noi lasciamo le erbe spontanee in vigneto, per cui poi devi un po' indebolire la pianta perché ti faccia bene, no? I problemi sono i primi anni perché cerca sempre di fare un grappolo molto grande e molto compatto, no? Dipende un po' dai cloni, ma io parlo per quanto ho esperienza io. E se è molto soggetta, poi siccome è molto tardiva come maturazione, è soggetta a botriti, no? Marciumi acidi. Marciumi acidi sono un grande problema sulla ribolla e un grandissimo problema sul pinot grigio, perché il colore diventa poi uguale sul pinot grigio uguale all'uva, no? È difficile, poi devi andare lì proprio a vedere dove senti lo vedi col naso, no? Senti questo odore
via Geta, poi vedi dove vanno i moscerini e lì devi cominciare a togliere e portarli fuori prima delle vendemmie, a portare fuori dal vigneto. In questo caso sulla ribolla gialla è più facile perché hai due colori diversi, no? Devi aspettare qualche anno che poi invecchi un po' la pianta, la indebolisci, comincia a essere più spargola, produrre di meno, per cui io vigneti da 10-15 anni non serve neanche a diradare più, no? Cioè fai il diradamento sulla potatura verde, sulla spolveratura, quando tu hai lasciato 5 tralci capofrutti, diciamo, no? Se hai già quasi finito il lavoro, qualche grappolo si toglie, però i grappoli sono più piccoli e spargoli, così che porti poi a casa quello che ti serve. L'annata 2006, secondo me, noi siamo sempre in diverbio con loro, è stata buonissima da noi, no? Io cerco di fare un po' i vini che mi sento di fare un po' strutturati, un po' come sono io, no? E poi la maturazione è spinta fino a quasi alla fine di ottobre per avere questo vino pieno, no? Questo che poi sento io nel mio vino, questo sono tutti i vini, diciamo. E facciamo come ho detto prima, porti a casa l'uva, fai la deraspatura e lasci che parta la fermentazione spontanea, diciamo, non nei tini, e quando parte lasci lì a fermentare. Noi non abbiamo una regola di giorni, facciamo la tumultuosa, che poi è la fermentazione più esplosiva, no? Quando i lieviti sono in piena, ma questo ti accorgi quando fai le forature con la tavoletta, col bastone, quando non entra devi farti un varco spesso con la mano per poter fare le forature. Quando questo poi comincia a calare in qualche maniera, facciamo la pressatura in maniera di avere ancora tutto il mosto, tutto il vino protetto dalla carbonica della fermentazione, così è protetto, visto che lavoriamo poi all'inizio senza sulfiti, senza niente. Dalla pressa va a finire nelle botti, in questo caso usiamo botti noi medie da 10 ettolitri, 15 ettolitri, non botti grandi, perché non possiamo lavare in cantina, visto che abbiamo fuori legge, non abbiamo le piastrelle, ma abbiamo il gaino è sotto la terra che mi mantengo umida la cantina. La fermentazione non è controllata, per cui né come tempo né come temperatura, di solito dura un mese, può durare 2, cioè non c'è una regola ben fissa, dipende da quando viene il freddo, quando la cantina diventa più fresca. Lasciamo sui lieviti di fermentazione, fecino permettendo, no? Per un anno. Ad agosto le botti vengono utilizzate nella successiva, il vino viene messo in acciaio. Ha un altro anno di tempo per potersi muovere, per fare stabilizzazioni, quello che vuole, poi si decanta. In agosto torniamo a riprenderlo, andiamo a imbottigliarlo, per cui prendi da sopra della vasca, lasci 100 litri che non vengono assolutamente buttati via, ma li utilizzi per la formatura delle vasche, delle botti dell'annata successiva, per cui non è un dramma se metti un po' di litri di vino delle annate, no? E da lì poi finisce in bottiglia, dove resta, abbiamo il 2006, è stato poi imbottigliato nel 2008, e resta 3 anni per riposare e invecchiare, insomma. Allora noi siamo una piccola azienda, il vino che facciamo è la ribolla gialla, malvasia, Tokai friulano, Pinot grigio, come nome Verdelin, dopo un ovaggio bianco, 2 ovaggi rossi e anche Verduzzo che avete adesso un bicchiere. Verduzzo 2003. È un vino un po' particolare. Sono una gente che piace tantissimo, che è un vino migliore, e sono anche tanti che dicono no, questo è una cosa strana, non so. Vino vendemmia è tardiva, questo significa i nostri parti, non so, ottobre, metà ottobre. Quantità per un vino, mi spiace per il mio italiano, e 40 grammi, sì, circa, anche di meno. 400. Ah, Meno di mezzo chilo, dai. sì, metà di 4 ettari, dai. sì. Dopo la vendemmia facciamo fermentazione come altri, e questa fermentazione dura Fino alla fine. Fino alla fine, meno. Sì, resta sulle bucce fino alla fine, no? Questo è più di un mese. Sì. E dopo 3 anni
Questo è per tutto.